60 anni della terrazza a Montebelluna, la prima pizzeria della città. Com'è andata la festa per questi primi 60 anni? Beh, la festa è andata bene, volevo ricreare un po' l'atmosfera di quegli anni là. È stata una festa anni 60 e quindi è stato bello ritrovare le varie generazioni che sono passate attraverso un locale. Un locale non è solo cibo, ma è un luogo di aggregazione, non dobbiamo mai dimenticare questa cosa qui. E quindi mi è piaciuto questo tipo di situazione qui che si è creata giù lì. Ecco, ricordiamo un po' la storia di suo padre quando è arrivato. Insomma, abbiamo detto prima, la prima pizzeria della città. Come era stata presa la cosa? Ma era stata presa che non sapevano cos'era sostanzialmente la pizza, perché nel 62 già aveva aperto in centro a Montebelluna una trattoria e lì anche vendeva la pizza, cercava di venderla perché non sapevano che cos'era e allora la regalava. E anche qui c'era questo tipo di problema. Tra l'altro l'altro giorno mio padre proprio mi ha detto una cosa che non sapevo. Aveva preso un piccolo pie per un aereo e buttava giù i volantini nel 62 per far capire cos'era la pizza. E un aneddoto che ho già detto ad un altro giornale è che l'altro anno si è presentata una persona della stessa classe di mio padre che ne ha 84 e parlava e mi diceva che da Galliera proprio veniva in bicicletta e diceva ai suoi che andava a mangiare una cosa rotonda. E questo sì, questa è una cosa figa. Chi vogliamo ringraziare allora per tutti questi anni? Io ringrazio, io credo mio padre perché bene o male a quei tempi ha dato qualcosa di più. Quello che intendo di dare di più è che ha cambiato bene o male uno stile di vita. La pizza di domenica sera non c'era e quindi anche quella cosa lì per le famiglie è un cambiamento di uno stile di vita.